Ciao avventurieri e benvenuti in questa prima motoavventura del 2022. Oggi, percorrendo la statale 125, sono diretto a Punta Molara, tratto di costa ricompreso nel comune di San Teodoro, che garantisce una splendida veduta sull'area marina protetta di Tavolare Capocoda Cavallo. Una volta giunto in quel paradisiaco scenario, vi racconterò la storia di una delle due isole presenti in quest'area marina, l'isola di Molara. Andiamo avventurieri, preparatevi ad un'altra visione paradisiaca! Siamo a Porto San Paolo e ci dirigiamo verso Monti Pitrosu. Qui c'è la svolta per Porto Taverna e noi proseguiamo per San Teodoro. Eccoci arrivati a Monti Pitrosu, ora ci addentriamo proprio in paese. Vedete, svoltiamo verso Viali Graniti e proseguiamo lungo questa via che si chiama Via Molara. Monti Pitrosu è una zona ricca di B&B, case vacanze, hotel, oggi tutti in letargo, ma che in primavera riprendono vita. Ecco qua, qui proseguiamo per spiaggia di Punta Molara. Dobbiamo raggiungere questo tratto di costa dal quale si può ammirare l'isola di Molara. Punta Molara da questa parte. Eccola qua, questa è Via Molara. Proseguiamo per Cala Ginepro. Qui la strada attraversa proprio la macchia mediterranea, guardate che bellezza. Vede la cima di Tavolare che ci dà le spalle. Ecco, qui c'è una biforcazione. Questa strada prosegue per Cala Ginepro, mentre noi dobbiamo svoltare per Punta Molara, che oggi non c'è la cartellonistica. E la strada è un po' dissestata, ma sempre asfaltata. Vedete Punta Molara. Un po' dove riusciamo ad arrivare. Allora avventurieri, sono arrivato in questa rotatoria, vedete, sto parcheggiando la mia Sherden qua vicino a un campo da tennis e la direzione da seguire è questa. Si prosegue verso questa sbarra a piedi su un percorso di circa 800 metri che ci conduce alla spiaggia di Punta Molara. Andiamo quindi a scoprire quest'altro dono di madre natura. Andiamo avventurieri!
Eccoci arrivati quindi a questa sbarra. L'accesso per Punta Molara, per le sue calette, avviene proprio da questo ingresso, che ovviamente può essere percorso solamente a piedi. Proviamo a compiere questa discesa verso questa bellezza, quest'altro angolo di paradiso. Wow, guardate, qui c'è una veduta spettacolare anche di Tavolara, che qui ci dà le spalle, ma la protagonista di oggi sarà l'isola di Molara, perché di Tavolara se ne parla molto spesso ed è un'isola che appunto molto spesso le ruba la scena. Eccola qui, quindi l'isola di Molara. Pare che il suo nome derivi dalla sua forma, che come potete vedere è rotondeggiante e quindi molto simile ad una mola. Ha una superficie di circa 350 ettari e raggiunge un'altitudine massima di circa 158 metri con Punta La Guardia. Pur essendo un'isola granitica, vanta una natura ed un verde lussureggianti e sono presenti alcune sorgenti perenni. Lentischi, olivastri, cisto e altre specie ricomprese nella macchia mediterranea sono lo scenario in cui si muovono diversi animali selvatici e domestici allo stato brado che popolano l'isola. Un'isola ovviamente priva di strutture ricettive e deserta. Allora, Calagranchio dovrebbe essere proprio questa. Facciamo questi 2 gradoni, ci dirigiamo verso questa spiaggetta. Eccola qua, dovrebbe essere proprio questa, che c'è questa roccia a forma di granchio. Qui le 2 isole arrivano quasi a sfiorarsi. Ricordiamoci che comunque oggi la protagonista è l'isola di Molara e che la storia che vi sto per raccontare riguarda proprio quest'isola, una storia millenaria che contribuisce ad accrescerne il suo fascino. Mentre continuiamo il percorso verso Punta Molara, vi narro un po' di cenni di questa storia millenaria. Pare infatti che su quest'isola, agli albori del cristianesimo, venne esiliato il Papa Ponziano e condannato qui ai lavori forzati dai Romani. A testimonianza di ciò, sull'isola sono presenti i ruderi di una chiesetta mononave in stile gallurese che viene intitolata proprio a San Ponziano, attorno alla quale pare che si sia sviluppato anche un piccolo villaggio di cui non si hanno però notizie certe sulla reale consistenza demografica. Guardate che meraviglia, il corbezzolo fiorito con i frutti. Ecco qui c'è una discesa verso una spiaggia. Guardate che bellezza. Ovviamente le spiagge, siamo in pieno inverno, sono desolate, ma d'estate qui c'è tutto un fluire di imbarcazioni. Riprendiamo quindi il sentiero verso Punta Molara e, ritornando alla sua storia, spostandoci però in epoca moderna, c'è da dire che in questo periodo quest'isola era autosufficiente. I suoi facoltosi proprietari infatti ci realizzarono una vera e propria azienda agricola dedita sia all'allevamento di ovini, caprini e bovini, da cui si ricavavano degli ottimi formaggi, sia alla coltivazione del grano per la produzione di farina. Alcuni stabilimenti sono ancora ben visibili sull'isola. Alcune leggende narrano anche che su quest'isola abbia trovato un rifugio sia un bandito sia una coppia di amanti in fuga. Eccoci arrivati, questa è la spiaggia di Punta Molara. Guardate che carina, incastonata fra la scogliera, è sicuramente ben riparata dai venti, dal maestrale sicuramente. Guardate che meraviglia e che acqua. Eccoci quindi arrivati all'estremità di questa scogliera dedicata all'isola di Molara, che porta proprio il nome di Punta Molara. Da qui
Si nota come quest'isola sia distante pochi chilometri dalla terraferma, ma tutt'oggi, essendo proprietà privata, non è liberamente visitabile. E l'unico modo per scoprire l'entroterra di quest'isola è contattare l'associazione culturale Molara, che con passione e rispetto dei valori storico-ambientali presenti accompagna i visitatori nei luoghi più suggestivi di quest'isola paradisiaca. In questa giornata invernale, come potete vedere, regna la quiete e il vento agita queste splendide acque. Ma questo tratto di costa sud-ovest dell'isola di Molara, durante la stagione estiva, è molto frequentato dalle imbarcazioni che si soffermano per fare dei veri e propri tuffi in queste splendide piscine del Mediterraneo. Piscine che il fondatore del WWF, Fulco Pratesi, ha definito tra gli ecosistemi in basso fondale più belli del mondo. Bene avventurieri, con queste due bellissime isole alle mie spalle che ci hanno riempito gli occhi di meraviglia, concludo questa nuova motoavventura e vi consiglio vivamente di inserire questa destinazione in un vostro ipotetico viaggio in Sardegna, perché ne vale veramente la pena. Si finisce in un vero e proprio paradiso. Mi raccomando, come al solito, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, condividete il video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!